Ben ritrovati dalla redazione. Mentre gareggiava in una competizione, un parapentista è caduto sotto il monte Quarnan vicino a Gemona. È successo poco dopo che era decollato. L'uomo di nazionalità finlandese sulla quarantina si era trovato in una situazione pericolosa e aveva aperto la vela d'emergenza finendo impigliato in un boschetto su un albero a circa 4 metri di altezza. Poco meno di un mese fa un episodio analogo aveva lasciato in fin di vita un altro parapentista sullo stesso monte. In aiuto all'atleta è intervenuto personale del soccorso alpino di Udine e della Guardia di Finanza, supportato dall'elisoccorso regionale. L'uomo era illeso, a confermarlo un tecnico che si è calato dal Verricello, aiutato nelle operazioni per riportarlo a terra da 2 altri soccorritori imbarcati appositamente a Gemona per coordinarsi con lui. Cambiamo argomento. Per non dover restituire all'ex compagno un paio di orecchini bulgari del valore di 53.000 euro, ha incaricato un amico che secondo l'accusa ha tirato in ballo la sua appartenenza a una famiglia mafiosa calabrese per convincerlo a desistere dal chiedere indietro i gioielli. A finire nei guai la modella influencer friulana Taylor Mega, all'anagrafe Elisia Todesco, indagata dalla Procura di Milano per diffamazione ed estorsione ai danni dell'ex fidanzato, un 38enne residente a Londra. È inaccettabile che nel 2025, in uno Stato che si definisce civile, i poliziotti della provincia triestina siano costretti a lavorare in condizioni ambientali indegne, soffocati dal caldo in locali privi di climatizzazione, spesso senza nemmeno un ventilatore. Ci troviamo davanti a una situazione scandalosa che non ha nulla di episodico. Francesco Marino, segretario generale della SIULP di Trieste, ed Enrico Moscato, segretario generale del COISP, hanno firmato una nota congiunta che punta il dito contro una questura che offre uno spettacolo miserabile e indegno di una nazione che pretende di insegnare agli altri il rispetto della legalità, e chiedono che vengano adottati immediatamente tutti i provvedimenti necessari per garantire condizioni di lavoro dignitose, perché i poliziotti non sono eroi da esibire a comando, sono lavoratori, cittadini, persone. In questo momento abbiamo 4 linee produttive del modem Oral e puntiamo a continuare gli investimenti a Trieste. Ci sarà una novità che annunceremo nel dettaglio a settembre, un'ulteriore espansione del Better Tomorrow Innovation Hub. L'obiettivo per settembre è di allargare la produzione con un'ulteriore categoria molto importante e molto strategica per l'Italia e per il gruppo. Lo ha annunciato Fabio De Petris, presidente di BAT Italia, a margine della presentazione alla stampa della seconda edizione del rapporto realizzato dal MIB di Trieste a 2 anni dall'inaugurazione dell'Innovation Hub. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Oggi cielo sereno su tutte le località, molto caldo fino al primo pomeriggio, quando in montagna saranno probabili rovesci e temporali sparsi che si potrebbero interessare anche qualche zona di pianura e costa. Venti di brezza e verso sera bora moderata. Temperature minime in pianura fra 20 e 23, le massime fra 35 e 37 gradi centigradi. Sulla costa minime fra 23 e 26, le massime fra 31 e 34 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.